Benvenuti, come diciamo da 5 anni, i borghi d'Italia vanno gustati non solo con gli occhi ma anche e soprattutto con il cuore, e noi oggi lo facciamo a Fondi in provincia di Latina. Il comune si trova a 8 metri sul livello del mare e conta più di 38.000 abitanti, e anche essendo una città conserva un borgo antico pressoché intatto con tante epoche diverse. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle e il nostro itinerario inizia con un grande musicista che abbiamo incontrato per caso nel centro storico di Fondi. Fondi è uno dei luoghi che amo di più, anche perché fa parte della mia storia. Sono di un paese che sta oltre le montagne, qui vivo questa realtà da tanti anni come se fosse casa mia, e poi soprattutto è un luogo dove si scoprono luoghi straordinari con una grande tradizione che affonda radici nella cultura romana e poi si incrocia con la grande tradizione anche del Medioevo, in particolare della cultura religiosa. Fondi è un luogo che dà tante possibilità di letture a coloro i quali vengono qui e incontrano questa realtà che è chiusa dentro questo castello, dentro queste mura, però assolutamente dà le ali, perché è un luogo di grande fascino e di grande intensità umana. La città di Fondi è circondata dai monti Aurunci ed Ausoni e la sua piana si distende fino al Mar Tirreno con una costa di circa 11 km. Una città antichissima, fondata prima di Roma, che ha dato i natali a tantissimi personaggi storici, tra cui ricordiamo la nobildonna Livia Drusilla, moglie dell'imperatore Augusto e madre di Tiberio, nonché il pontefice San Sotero, uno dei primi pontefici della cristianità, fino ad arrivare a Vespasiano Gonzaga nel XVI secolo, nipote della celeberrima contessa Giulia Gonzaga e fondatore della città di Sabbioneta. Ricordiamo tra l'altro alcuni tra gli intellettuali più importanti del XX secolo, il poeta Libero De Libero, il pittore Domenico Purificato, il regista Giuseppe De Santis, nonché il fratello Pasqualino, direttore di fotografia e premio Oscar. Una città che vede nel suo centro storico la culla di tutte le sue tradizioni, di tutte le sue origini, dove si alternano i vari passaggi delle varie contee che sono state ovviamente a caratterizzare il nostro percorso. Abbiamo un centro che ancora conserva la sua struttura architettonica romana con i cardini e decumani, passeggiando i quali è possibile raggiungere le varie chiese ricche di tantissimi dipinti e culture, o raggiungere il quartiere ebraico. Lo stemma della città di Fondi è caratterizzato da uno scudo con fondo azzurro avvolto da una fascia rossa, che sono poi i colori della città di Fondi, il rosso e il blu, cimato da una corona ducale. La tradizione religiosa di Fondi è molto forte ed è testimoniata dalle tante chiese presenti sul territorio. Noi ci concentreremo sull'antica cattedrale, oggi Duomo, dedicato a San Pietro. Andiamo ad incontrare il parroco. Oggi noi ci troviamo per
fare un itinerario di fede, per camminare come i padri nella storia hanno camminato da tanto tempo, ecco, qui in questa realtà. E noi oggi in questo itinerario vediamo i busti dei santi Sotero e Onorato. San Sotero nel secondo secolo fu il Papa della Chiesa universale, è natio di questa bella città di Fondi. Sant'Onorato venne nel tempo anche a evangelizzare questa città. Si trovano tutti nella cappella qui della Madonna di Loreto, perché c'è una antica statua di questa Madonna di Loreto, preziosa. Poi ci sono delle pitture dentro questa cappella raffigurante i magi, raffigurante i santi Pietro e Paolo. La cattedrale è dedicata proprio a San Pietro. La chiesa, ecco, al suo interno ha anche un fonte battesimale entrando, anch'esso antico, molto bello e nobile. Procedendo poi pian piano in questa bella cattedrale, noi troveremo il pulpito, dove vengono rappresentati i 4 evangelisti con i simboli che gli evangelisti ci danno. E c'è una bella immagine anche di San Gerolamo, ecco, l'innamorato della Bibbia, no? In questa chiesa noi troviamo un crocifisso al centro. Qualcuno pensa che è anteriore alla stessa costruzione della chiesa, qui siamo nel secolo XII, qualcuno lo pensa così. Abbiamo poi una cappella chiamata in diversi modi, all'origine Cappella della Croce, oggi si chiama Cappella Caetani, perché proprio in questa cappella, ecco, c'è il corpo di questo nobile della città, ecco, conservato lì, e che certamente ha dato lo stimolo inizialmente per la costruzione. Ma in questa stessa cappella noi troviamo delle cose preziosissime. Innanzitutto troviamo la sede, chiamata così in gergo locale, dell'antipapa. Perché? In questa realtà Clemente VII nel 1378 fu eletto in contrasto con il Papa di Roma. Nella stessa cappella, ancora preziosa, percorrendola, noi troviamo un'opera dell'Antoniazzo Romano, ed è un trittico che va certamente, ecco, gustato, amato, vorrei dire quasi adorato. Preziosissimo all'interno della Cappella Caetani è proprio l'Annunciazione, un trittico con fondo aureo, e questa Annunciazione del Cristoforo Scacco del 1499. La chiesa, come voi oggi la vedete anche con l'intonaco o altre, è stata ripresa nel tempo in cui questo tipo di materiale andava quasi, vorremmo dire, di moda, no? Ma la chiesa era tutta in pietra, e troviamo anche la porta dell'Episcopio, da dove un tempo usciva il vescovo per entrare nella cattedrale. Ecco, questo è un cammino che uno può fare all'interno di questa realtà. In città c'è la devozione verso tanti aspetti della Madonna. La prima più forte, dobbiamo riconoscerlo, c'è qui nella parrocchia di Santa Maria, di cui io fui viceparroco dal 1977 al 1988. Lì è una devozione straordinaria che il popolo avverte proprio nel suo DNA, il popolo fondano, che ha una religiosità davvero buona, davvero trascinante, ma che parte da una realtà di semplicità e di amore. Santa Maria in piazza, in cui si trova questa Madonna, è del 1490.
Oggi il nostro arcivescovo lo ha elevato a santuario della Madonna del Cielo. Tra il Duomo di San Pietro e la chiesa di San Francesco noi troviamo proprio le vestigia di questa antica tradizione, di questo antico amore che il popolo fontano ha verso San Rocco di Montpellier. Proprio in quel giorno c'è una processione che si snoda da San Francesco, anche che coinvolge e trasporta tutta la città. Anche San Magno, monaco, ha accompagnato sulle vestigie, anche antecedentemente, tutta la dinamica di San Benedetto, no? Ha fatto vivere qui il monachesimo. Il fertile territorio di Fondi offre tanti ingredienti alla sana e genuina cucina. Scopriamo i piatti della tradizione locale. Io sono Enzo Simonelli, nato qualche anno fa in questa città e oggi indegnamente la voglio rappresentare per quello che è la realtà nostra, molto contadina, e quindi in base a quello che il nostro mercato ci offre abbiamo questa grande possibilità di esporre quello che in effetti è la nostra cultura. E cominciamo dal sedano di Sperlonga, a parte il basilico, i carciofi, agrumi come limoni, aranci biondi, zucchine col fiore, poi abbiamo pomodorini molto particolari. Questi vengono coltivati a Fondi da qualche anno e sono una tipicità molto direi delicata, si chiamano torpedini e vengono fatti qui a Fondi, è una cosa abbastanza ricercata. Poi abbiamo fave, peperoni, quello che si vede, diciamo del maiale non si butta nulla, quindi abbiamo, a parte la salsiccia, poi c'è anche un po' di pancetta dove noi ci cuciniamo anche un po' di fave. Prima i contadini mangiavano anche questa insalata di aranci la mattina, appena un po' d'olio e un po' di peperoncino. La mozzarella, abbiamo il piacere di avere un caseificio molto particolare a Fondi. Poi abbiamo anche la ricotta. Questa frittata qui è fatta con le zucchine, questa invece è fatta con la ricotta. Poi abbiamo questa pasta particolare che si chiama pettola e fagioli. Poi a seguire questo piatto qui è il piatto più interessante della nostra storia, perché? Perché questo qui è in effetti ottenuto tutto quello che si vede, ciò che rimane una sera, dopo aver fatto una bella festa, abbiamo questa ratatouille che nel gergo nostro si chiama zavardella, dove mettiamo dal pane vecchio e ci mettiamo patate, fagioli, ceci, tutto quello che è di stagione, e la ricomponiamo e facciamo un piatto per il giorno dopo. Qui invece abbiamo fagiolo con l'occhio nero, che poi è questo qui, che venivano coltivati nei pantani di Fondi, e noi ci mettiamo un po' di salsetta e ci mettiamo la salsiccia, sempre fatta qui a Fondi. Ciò che si vede è la nostra grande ricchezza, a parte poi l'olio fatto in questa città, poi c'è sta un vino che qui anche della zona. Questa qui in effetti anche è una famosa pastiera o cheesecake, come si chiama, diciamo pastiera, che si ottiene attraverso una grande ricotta. Poi abbiamo questo qui, è il tortano di Pasqua, in effetti è un altro impasto abbastanza curioso con uova e farina. Poi abbiamo gli amaretti che li fa la signora Loretta, che poi vi presenterò, che è mia moglie, la quale fa questa bellissima cosa storica, ed è bianco d'uovo, zucchero e mandorle tritate. E poi questo qui è un'altra cosa molto bella, che è la torta al cioccolato, una sua invenzione, e quindi piace. E questa qui è la famosa fragola di Terracina, cosiddetta favetta,
ed è un prodotto eccellente che facciamo anche noi a Fondi. Devo ricordare una cosa molto bella, che noi attraverso questo mercato ortofrutticolo che è il MOF, e diciamo che ogni venerdì di fine mese noi inviamo alla comunità di Sant'Egidio, alla mensa, i prodotti che in effetti poi vengono distribuiti a chi oggi in effetti ha meno possibilità. E lei è l'artefice di tutto, che sono 45 anni che mi sopporta. Abbiamo 3 figli, 3 nipoti, c'è mio figlio maschio che mi dà una mano, purtroppo lui è impegnato a fare altre cose. E tutto ciò che vi ho raccontato, se ripeto, se non avessi lei, io in effetti sarei monco, ecco, quindi grazie a lei se oggi facciamo ciò che facciamo. Un altro monumento importante di Fondi è il Castello Caetani, che ospita un importante museo. La parola al direttore. Siamo nella sala multifunzionale del castello. Alle mie spalle vedete un orologio che stava sopra il campanile di Santa Maria, datata al 1878. In realtà sulla cornice del quadrante c'è 1685 e la testimonianza che l'orologio è ancora precedente. Tra i reperti che abbiamo nella sezione antica romana c'è il sarcofago, che è di un'importanza eccezionale, in quanto io l'ho trovato nel 1998 nella contrada Querce e l'ho portato qui. C'è anche lo scheletro, l'abbiamo recuperato, e quindi io penso che questo sarcofago, che rappresenta Gesù, Pietro e Paolo al centro e 2 buonpastori ai lati, sia un sarcofago, diciamo così, come il manifesto del nuovo credo cristiano. Riguardo all'origine di Fondi, comunemente viene ascritta a delle ipotesi veramente un po' strane. Secondo me Fondi è di origine greca, in quanto l'unica città di questi dintorni che ha un nome greco è Fondi, Fundoi. E abbiamo anche qui una epigrafe in lingua greca. Non si capisce come mai a Fondi vengono messe un'epigrafe in lingua greca. Può pensare a questa mia ipotesi, anche perché nel linguaggio agricolo, che è molto conservatore, ci sono moltissime parole greche e che si sono perpetuate nel tempo. La parte medievale moderna presenta gli stemmi delle famiglie che hanno dominato Fondi, dell'Aquila, Caetani dell'Aquila, poi Colonna Gonzaga, e dopo ci sono i Carafa e che si arriva fino al 1800. Si può notare nella parte medievale è la Madonna col bambino di Domenico Gaggini del 1458. È una Madonna del periodo napoletano, Gaggini. Questa Madonna fu trovata alla chiesa della Madonna del Soccorso sull'Appia, della quale chiesa fa parte anche la campana, che è anche lì nello stesso reparto. Una realtà importante per Fondi, ma anche per tutto il territorio, è il centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi. Scopriamolo. Ci troviamo nel centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi, uno dei centri agroalimentari all'ingrosso più grandi d'Italia, con quasi 11 milioni di quintali di merci movimentate all'anno. Il mercato si contraddistingue in 2 grosse aree, un'area A, che è l'area in cui ci troviamo adesso, in cui hanno sede circa 120 operatori concessionari, di cui 8-10 grandi strutture cooperative che raggruppano all'incirca 5.000 produttori locali. E un'area B dove sostanzialmente si caratterizza una particolarità del mercato all'ingrosso di Fondi, che è quella della lavorazione del prodotto.
È chiaro che il mercato si contraddistingue per una sua particolarità, quello di trovarsi in una delle zone più vocate per l'agricoltura, che è appunto l'Agropontino. Qui si caratterizzano le produzioni di pomodoro torpedino, piuttosto che di sedano bianco di Sperlonga, o la fragola favetta di Terracina, o la zucchina con il fiore. Insomma, prodotti che fanno di questo mercato un'eccellenza assoluta nel nostro panorama agroalimentare italiano. E tra le tante presenze religiose non poteva mancare l'ordine dei Francescani. Andiamo a conoscere il parroco della chiesa dedicata a San Francesco. Pace bene e ben ritrovati in questa chiesa di San Francesco d'Assisi in Fondi. Io sono padre Massimiliano Scarlato, sono il parroco di questa parrocchia che è affidata a noi frati minori della provincia napoletana del Sacratissimo Cuore di Gesù. Ci troviamo in una chiesa che è cara come tutte le chiese delle città di Fondi, perché oltre ad avere una posizione centrale ha anche un aspetto storico importante. Come le altre chiese che sono state visitate, ci troviamo in una chiesa voluta dalla famiglia Caetani, che è stata costruita a fine del 1300, una chiesa che ha annesso il chiostro, che per noi francescani è il luogo dove ci troviamo a poter non soltanto accogliere, ma a poter vivere la nostra dimensione, la nostra spiritualità. Caratteristica di questa parrocchia è la realtà giovanile, che oltre ad avere un impegno nel sociale, ultimamente sta cercando anche di poter, attraverso i musical, poter mettere in concreto quello che è l'annuncio pastorale. Qualche anno fa c'è stato il ritrovamento di un'immagine della Beata Vergine Maria che ha tra le braccia il bambino Gesù, un affresco ritrovato in modo fortuito perché doveva essere collocata una statua di San Pio da Pietrelcina e nel poter andare a collocare la statua è caduto l'intonaco ed è stata ritrovata questa bella opera che in questi anni sta diventando anche punto di ritrovo per tante persone che nella preghiera silenziosa si mettono ai piedi di Maria e affidano le loro preoccupazioni e le loro preghiere. Papa Francesco ultimamente ci sta invitando ad andare nelle periferie. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di poter, attraverso la nostra persona e attraverso la nostra fraternità, poter dare un messaggio di speranza dove a tutti quanti necessita di poter andare oltre quelle che sono le difficoltà umane. Insieme ai beni culturali, un altro punto di forza di Fondi in provincia di Latina è la natura. Andiamo a scoprire il monumento naturale del lago. Questo è il lago di Fondi, uno dei più grandi laghi costieri del Lazio. Ha un'estensione di circa 4 km quadrati e circa 30 km di perimetro. Una profondità media che si aggira intorno ai 9,9 metri e in alcuni punti arriviamo anche a 20. L'origine risale agli antichi romani, tanto meno veniva chiamato lago Amiclaus, e in pratica qui si pescano spigole, cefali calamita, anguilla e nidificano molte specie, tra cui l'airone cinerino. È un lago salmastro, viene alimentato da 2 canali, il Sant'Anastasia e il Cannedo. Continua il nostro itinerario, andiamo a conoscere uno dei quartieri ebraici più antichi e caratteristici dell'Europa. Ci troviamo nell'angolo più suggestivo e anche il più originale del quartiere ebraico di Fondi. È un quartiere che è sorto sicuramente già dall'inizio del I secolo a.C. e che mano a mano fino al 1500 si incrementò di una comunità abbastanza famosa. La parte più originale è questa in cui ci troviamo ed è caratterizzata da una sequenza di scale tutte rivolte verso un unico punto che sarebbe la sinagoga.
oggi ma da sempre chiamata Casa degli Spiriti, e che si trova qui poco distante da noi. Tutto fu seppellito da una dimenticanza e non ci si ricordava più degli ebrei di Fondi. Rimase soltanto nella memoria collettiva il toponimo di Giudea, e per Giudea si intendeva soltanto questo luogo. Nel 1136, per l'intitolazione della cattedrale di Fondi a San Pietro, fu prodotto un manufatto in pergamena, una striscia di pergamena di oltre 6 metri, che è l'Esuctet di Fondi. Fu venduto dai canonici di San Pietro nel 1898-99 a degli emissari della Biblioteca Nazionale di Parigi, e lì è conservato gelosamente, anzi adesso stanno diffondendo un po' le immagini, ma tramite un editore di Roma siamo riusciti a riprodurre perfettamente la copia di questo Esultet. Fondi è uno scrigno di arte, cultura e tradizioni. Andiamo a scoprire altre curiosità legate alla devozione verso il santo patrono Sant'Onorato. A Fondi è molto radicato il culto di Sant'Onorato, che è il patrono cittadino. C'è una peculiarità che è emersa casualmente da alcuni anni, ovvero un documentario intitolato Città di Fondi, risalente addirittura al 1922, è una cosa rarissima. È stato trovato in una soffitta negli Stati Uniti dagli eredi di un cittadino di Fondi, Giancola, che con un altro emigrato, Macaro, girò a Fondi nel 1922 questo documentario che racconta la Fondi del tempo. Se vogliamo, il rapporto di Fondi con il cinema nasce proprio da quel lontano 1922. Nel corso dei decenni numerosi sono stati i film girati a Fondi. Oltre a Sant'Onorato, un rapporto molto forte della città è quello con San Tommaso. L'Aquinate veniva spesso a Fondi perché vi risiedeva sua sorella che aveva sposato un fondano. Nell'occasione San Tommaso risiedeva e dava lezioni presso il convento di San Domenico, dove da neanche 10 anni sono riemerse delle stanze dove lui dormiva, dove faceva lezione e dove officiava il culto. Questo appello non è altro che un invito a tutti quelli che ci stanno ascoltando di venire a Fondi, toccare con mano, vedere la gente di Fondi è sempre sorridente. Dovete venire perché a casa mangia buono, ma quanta cosa bella ci stanno, pette le fasole, zauzicchi, mozzarella, ma che non trovate qua? Trovate tutto quello che vi serve, qui sorridete anche voi. Chi non ride mai, venite a Fondi, imparate a sorridere con noi. Vi voglio bene. Viva Fondi, viva la provincia di Latina, viva l'Italia, ciao e viaggiate in sicurezza.